Vogliamo lanciare dei messaggi. Così aveva esordito giovedì scorso, aprendo la sua conferenza stampa, Giuseppe Deni. Ma più che messaggi, le parole del presidente Deni sono sembrate delle vere e proprie accuse. Il primo ad essere attaccato è stato il sito La Vera Akragas, un gruppo privato che conta oltre 5.000 iscritti. Un sito, secondo Deni, dove si annidano delle vipere, semplicemente perché, stando alle parole dello stesso Deni, vogliono il ritorno di Giavarini. Proseguendo la conferenza stampa, Giuseppe Deni si è soffermato sul rapporto proprio con Marcello Giavarini, ex patron dell'Akragas, nei confronti del quale Deni non è stato per niente tenero, soprattutto quando lo ha accusato di aver abbandonato l'Akragas in balia delle onde. Ma è la vicenda che riguarda la richiesta di un certo numero di biglietti che ha reso curiosa la discussione. Anche qui le precisazioni di Deni sono sembrate piuttosto delle accuse. E oggi Marcello Giavarini replica ritenendole del tutto infondate. Nel comunicato diffuso, Marcello Giavarini intanto augura al nuovo presidente Carmelo Callari di poter riportare l'Akragas nei campionati che la città e la società meritano. Rassicuro i tifosi, scrive l'ex patron biancoazzurro, che se vi fosse un serio progetto sportivo non farei mancare il mio sostegno. E aggiunge: avendo io ricoperto il ruolo di presidente onorario dell'Akragas in Lega Pro, so quale impegno gravoso ed impegnativo sia. Consiglio pertanto a Deni di dedicare le sue energie al bene della squadra e non a parlare di continuo del sottoscritto che, come in tanti sanno, al momento è impegnato in una soddisfacente impresa lavorativa. Le polemiche, insomma, è chiaro che interessino poco perché servono a far dimenticare le cose serie. E se c'è una cosa davvero seria in questo momento è l'illuminazione dello stadio Esseneto, per poter davvero sperare nel futuro. Sotto questo aspetto qualcosa di importante è successo nelle ultime ore, come abbiamo riferito ieri.